Buongiorno e buon mercoledì, oggi è il 18 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:17 e tramonta alle 18:20, la luna si leva alle 6:26 e cala alle 18:41. Oggi la Chiesa celebra San Salvatore. Il nome Salvatore deriva dal latino Salvator. Il latino Salvator deriva dal greco Soter, nome in cui era chiamato Cristo. Significa Dio è il Salvatore. Il 18 marzo è il Global Recycling Day, la giornata dedicata al riciclo per sensibilizzare il mondo a salvare il pianeta. Nata nel 2018, invita tutti a conservare i rifiuti non come scarti, ma come risorse preziose per proteggere il futuro delle prossime generazioni. Auguri a Massimo Giletti che compie oggi 64 anni. Giornalista e conduttore di lungo corso, ha segnato la storia recente della TV italiana con programmi di inchiesta e approfondimento. Dopo le esperienze alla 7, il suo ritorno in Rai ha confermato il legame profondo con il pubblico che lo segue dagli esordi di Mixer e di I fatti vostri. Anche Francesco Boccia compie oggi gli anni, ne festeggia 58. Politico ed economista, già ministro per gli affari regionali, continua ad essere una figura centrale nel dibattito istituzionale italiano. È l'ideatore di Digiton, una maratona digitale che ogni anno offre opportunità concrete ai giovani talenti dell'innovazione. Alessandro De Angelis compie oggi 50 anni, il vice direttore del Huffington Post e volto noto dei talk show politici. È apprezzato per la sua capacità di analisi ed il suo stile pungente. Autore televisivo e commentatore, è una delle voci più seguite per comprendere le dinamiche del potere in Italia. Il 18 marzo del 1981 è una data storica per la cultura italiana, il debutto di Quark. Il geniale Piero Angela portò per la prima volta la grande divulgazione scientifica in prima serata, usando un linguaggio semplice e tecnologie innovative per spiegare i misteri della natura e della tecnologia. Sapevate che esistono dei cerotti di cellule staminali per il cuore? La scienza ha fatto passi da gigante. Infatti è ora possibile coltivare in laboratorio il tessuto cardiaco per riparare i cuori danneggiati da insufficienza. Questi cerotti biologici aiutano l'organo a pompare il sangue più efficientemente. Gli studi, partiti dall'Università di Gottinga, aprono speranze concrete per migliaia di pazienti in attesa di trapianto. Oggi ricorre l'anniversario dell'ultima eruzione del Vesuvio, il 18 marzo 1944. Mentre l'Italia era nel mezzo della guerra, il vulcano si risvegliò con una violenta esplosione. Le immagini delle jeep americane coperte di cenere fecero il giro del mondo, documentando un evento che cambiò per sempre il volto dei comuni vesuviani. Il modo di dire di oggi è cutting corners, letteralmente tagliare gli angoli. Si usa quando qualcuno fa un lavoro in modo frettoloso o superficiale per risparmiare tempo o denaro, finendo poi per compromettere la qualità finale. È l'equivalente del nostro fare le cose alla Carlona. Caligola salì al trono proprio il 18 marzo del 37 d.C. Passato alla storia come uno dei tiranni più folli di Roma, si racconta che volesse essere adorato come un dio e che avesse intenzione di nominare senatore il suo cavallo, Incitatus. Un mix di eccessi e crudeltà che lo portò ad una fine violenta dopo soli 4 anni di regno, a 29 anni. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. L'arte di vivere è l'arte di saper credere alle bugie. Non fateci troppa abitudine alle bugie però, perché hanno le gambe corte. Io invece vi dico la verità, vi aspetto sempre qui domani per una nuova ed imperdibile puntata del nostro almanacco. Grazie per essere stati con noi, io vi auguro una buona giornata.